C'è un tizio che una notte, mentre cammina verso casa, vede dentro un vicoletto un movimento strano, si avvicina e c'è sta una macchina tutta al buio e fuori uno appoggiato col fiatone, così. Allora, va là, va, c'hai bisogno d'aiuto? Quello gli fa, no guarda sta buono, in macchina c'è l'amante mia, so 2 ore che scopame una furia, non la faccio più. Ma senti un po', ma perché non bocchi te la scopi un pochetto così io mi ripio? Tanto è buio, non ti riconosci. E questo pensa, diciamo, vedi che culo, una scopata al volo. Che fa? Se tira giù i calzoni, si infila in macchina e comincia a scopare. E questo fuori si sta ripia fuori dalla macchina, no? A un certo punto da lontano arrivano i carabinieri. Questo come vedi i carabinieri, via, scappa e gli lascia questi due in macchina. Come arrivano i carabinieri che la torcia la illuminano. Che sta a fare? Sozzoli. Via, gli fa scendere tutti e due dalla macchina. Gli pia i documenti di lui, come lo apre, solo guarda e gli fa così. Ma senti un po', ma perché non te ne sta a casa con tua moglie a fare ste zozzerie? Quello gli fa, veramente ho scoperto adesso che è mia moglie. Siamo in camera da letto. C'è il marito sdraiato sul letto e la moglie mezza nuda davanti allo specchio che si tocca il seno fa: Amo, guarda quanto so piccoli sti seni, ma che posso fare? E il marito gli fa: prova a passargli un pezzo di carta igienica a mezzo, vedrai che te crescono. Ma che c'entra? Ecco, al culo ha funzionato. C'è un signore in salone, entra al figlio e gli fa: ah papà, c'ho 30.000 euro da parte, che faccio? Mi sposo o mi cambia la macchina? Il padre gli fa: cambia la macchina, va, almeno se t'ha un culo non ti accorgi. Un uomo apre gli occhi tutto offuscato, si ritrova sdraiato su un letto, si gira, c'è un uomo e gli fa: dottore, è grave? Quello si gira e fa: sorprete. C'è sta un ragazzo in cucina, sta a guardare il telegiornale, a un certo punto escono i numeri del Superenalotto, no? Lui ha la schedina in mano: 64 ce l'ho, 12 ce l'ho, 36 ce l'ho, 41 ce l'ho, 9 fa 5, comincia a strillare: andiamo! Ancora per tutta la cucina, ha fatto 5, chiama tutta la famiglia, tutti a festeggiare, chiama subito il suo migliore amico, gli racconta tutto. Una festa da paura che dura tutta la notte. Mo passa una settimanella, questo è sempre tutto contento. E il sabato dopo via il biglietto dalla Lotteria d'Italia, è il numero suo, ha preso un premio da 300.000 euro. E comincia a strillare per casa un'altra volta alla festa e telefona pure sempre al solito amico suo, gli racconta tutto pure stavolta. Dopo una settimana gli arriva una lettera di un notaio, la apre, è stato selezionato fra milioni di telespettatori e ha vinto un viaggio di 15 giorni in India in tutti alberghi 8 stelle, capirai? Ieri festeggiano tutti quanti dentro casa e telefona al suo migliore amico e gli racconta tutto. Insomma, parte per sto viaggio, si fa queste 2 settimane di viaggio, quando ritorna, come ritorna, incontra l'amico suo. L'amico suo gli fa: oh, allora com'è nata in India? Raccontami. Quello passa buono un po', capi che spettacolo, alberghi 8 stelle, le tazze del cesso d'oro, statue, monili, tutta roba bellissima. Le fanno: non ci voglio credere, che fortuna. Gli fa: ma poi, pensa, la sera sono rientrato in camera, apro la porta della stanza, sul letto mi trovo una ragazza di quelle proprio tipiche indiane, pelle ambrata, 2 seni che 2 meloni, tutta mora con i capelli lunghi. L'amico suo gli fa: oh, ma te la sei bombata? Gli fa: no, aspetta, fammi finire. Hai presente quelle ragazze proprio tipiche indiane, no? Quelle col cerchietto rosso qui? Gli fa: sì, beh, non ci crederai, io ho grattato, ho vinto un Mercedes. Una famiglia di lumache decide di andare a fare un picnic in campagna. Allora che fanno? Prendono tutto l'armamentario e cominciano a camminare. Cammina 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni. Dopo 5 anni hanno fatto 1 metro e sono arrivati sul posto dove dovevano fare picnic. Allora chi mette la tovaglia, chi tira fuori da mangiare, tutto quanto. A un certo punto il padre di sta famiglia tira fuori una bottiglia di vino, fa così: oh, ma il cavatappi? Tutti fanno: no, il cavatappi, tu siamo scordati a casa, no, ma come famo a bere vino? Porca troia, non potevo bere. Allora il figlio fa così: oh, posso tornare a casa e vado a piare il cavatappi? Gli fanno: vabbè, vacci, però gli fa: oh, però mi raccomando, non cominciate a mangiare senza che ritorno, No, non ti preoccupare. Insomma, sta lumaca comincia a tornare indietro, passa 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni. Dopo 5 anni il padre di ste lumache vede che non ritorna, fa così: oh, regà, e questo non ritorna? Fammi una cosa, va, cominciamo a mangiare. Come vi ha un panino in mano, da dietro un albero riesce a lumaca e fa così: no, se fate così non ce vado, C'è un ragazzo che conosce una ragazza, si innamorano e vanno a convivere. Solo che lei dentro casa c'ha un pappagallo parlante. Allora tutte le mattine quando questo ragazzo si alza e sta davanti allo specchio a farsi la barba e il pappagallo comincia a fare così: attento che te tagli! Attento che te tagli! Questo mentre si fa la barba si innervosisce, no? È sempre così: attento che te tagli! Ma una mattina questo si sveglia un po' nervoso, mentre si sta a fare la barba il pappagallo inizia: attento che te tagli! Questo sbrocca, che fa? Pia il pappagallo, apre la tassa del cesso, lo mette dentro e chiude. Si fa la barba e se ne va. Dopo qualche minuto rientra sta ragazza, capito? La padrona di casa, va al bagno, alza la tavoletta, si mette a sedere. Come si mette a sedere, da dentro sente fa così: t'avevo detto che te tagliavi! C'è un uomo ubriaco fracico che cammina sul marciapiede, con piede sul marciapiede e il piede giù, e cammina tutto storto. A un certo punto passa una pattuglia dalla polizia e il poliziotto lo vede, scende e fa così: guarda come sta ubriaco, dai che devi venire al commissariato. Quello gli fa: ma sei sicuro che sto ubriaco? Quello gli fa: stai ubriaco sì, eppure parecchio. E meno male, ma credevo di essere zoppo.
siamo in classe. Una mattina la maestra si gira verso i bambini e fa così: bambini, oggi parleremo delle vostre famiglie. Uno a caso: Luigino, tuo papà che mestiere fa? Luigino fa: mio padre fa un spogliarellista in un locale gay. Allora la maestra rimane un attimo così e cerca di sviare con un par di battute e chiudono lì l'argomento, no? Finisce l'orario di scuola, mentre stanno tutti a uscire, la maestra via Luigino da una parte e fa: Luigino, vieni un attimo qua. Dica maestra. Ma davvero tuo padre fa un spogliarellista in un locale gay? Luigino fa così: no, far parlamentare del PD, ma mi vergognavo a dirlo. Un tizio si reca dall'oculista e durante la visita gli fa: qual è il suo problema? Ma dottore, vedo tutte macchie strane, verdi, verdoline, ma strane. Il dottore gli mette in fascia tutte queste attrezzo, gli regola tutto, poi da un bel par d'occhiali fa: guardi, torni fra una settimana. Grazie dottore, se ne va. Dopo una settimana questo ritorna con questi occhiali. Allora, come va? Vede sempre le macchie? Fa: sì, però molto meglio. Due amici si incontrano dopo tanto tempo. Uno gli fa: oh, ma bello mio, come stai? Male. Oddio che voce che c'hai, ma che hai fatto? Il polmone sinistro è andato. Porca troia, mi dispiace. E il destro? Bene, grazie. Ci stanno due matti che mangiano tutti i giorni in uno stesso ristorante. Una mattina entra un carabiniere che li conosce, no? Entra dentro il ristorante e lo trova uno solo. Gli fa così: oh, ma amico tondo sta? Lui fa: sta al ristorante di fronte. E come mai? Perché stavo dal dentista e gli ho detto di mangiare dall'altra parte. Una mattina Renzi si sveglia, c'ha un fortissimo mal di gola. Va subito dal dottore a farsi visita e il dottore dopo che lo visita pianfoglietto gli fa così: bene, lei ha l'orchite. Ma rimma bucaiola, ma come l'orchite? Ma l'orchite non viene ai coglioni. Appunto. Siamo a bordo di un aereo di linea. Durante il viaggio esplode uno dei motori, panico a bordo, dopo 2 secondi esplode pure l'altro, succede proprio la catastrofe e le hostess non sono più in grado di tenere calmi i passeggeri. A un certo punto che fa? Vanno a chiamare il capitano e il capitano esce con tutta calma e fa così: state tranquilli, che i motori fa fuoco, state seduti e non succederà niente. E mentre fa così tira fuori da sotto ai sedili dei pacchi. A un certo punto uno che sta seduto fa: scusi capitano, ma quelli sono paracaduti? Il capitano mentre fa: sì, ma avete detto che è tutto a posto, che dobbiamo stare tranquilli. State seduti, rilassatevi, non andiamo a cercare aiuto. Due amici parlano, uno gli fa: oh, ma sai che mi è successo stanotte? Ma dimmi, che è successo? Mi stavo per mettere a dormire, stavo proprio nel dormiveglia, comincio a sentire dei rumori alla porta. Mi alzo piano piano, guardo da un spioncino e c'erano 2 ladri che stavano a forzare la porta. Quello fa: e che hai fatto te? Sta buono, ho preso subito il telefono per chiamare i carabinieri, solo che un po' agitazione, un po' la paura, invece di far 112, ho sbagliato, ho fatto il rovescio, ho fatto il 211. Quello fa: e che è successo? E sono arrivati i carabinieri a retromarcia. Due amici si incontrano e c'è sta uno pieno di bozzi con occhio nero tutto graffiato. Amico gli fa: oh, ma che cazzo hai fatto? Ma sta buono, va. Lo sai che mi è successo? Lunedì esco da casa, di prima mattina, mi si avvicina un energumeno enorme e mi fa: a Pasqua, io a te te sfonno de botte. Comincia pim pam pum, mi ha gonfiato di botte, carci in fascia, in panza, sono distrutto. Lui fa: non ce voglio credere. Ma guarda come stai ridotto, io fa: martedì, stessa cosa, esco da casa, mi si riavvicina a sto gigante e mi fa: Pasqua, io te sfonno. Vede un cassottoni, una raffica di bombe, mi ha massacrato. È andato così avanti tutta la settimana, pure stamattina. Lui fa: ho capito, ma te ne hai fatto un cazzo. E mica sono Pasquale io. C'è un bambino che torna da scuola in lacrime, entra in cucina e fa: mamma, a scuola mi prendono tutti in giro perché dicono che sto peloso. La madre scappa dalla cucina, entra in salone e gli fa il padre: oh, il cane ha parlato. Siamo in manicomio, si spalanca la porta, rientra a matto con una merda a mano che gli cocciola e fa così: oh raga, guardate che stavo pacciacca. C'è una ragazza che va a trovare il marito in carcere che ha preso 30 anni. Quando stanno lì al colloquio, lei gli fa così: certo amore mio che 30 anni sono veramente tanti. E il marito gli fa: e te credo che sono tanti, ma che potevo fare? Alla moglie gli fa: senti, io venerdì scorso ho parlato col giudice che ti ha condannato. Mi ha detto che se faccio amore con lui te scala un anno ogni volta che scopamo. E il marito gli fa: e te che gli hai risposto? E intanto fatta la borsa, ti racconto mentre andiamo a casa. Un bambino piccolo al padre: papà, ma perché stanotte hai dormito in macchina? Che il padre gli fa: e come te lo spiego? Te sei buona a cancellare le chat di WhatsApp? Io sì, io no. Una signora sale sull'autobus nell'ora di punta con 5 ragazzini. Capirai, l'autobus è pieno così, fa caldo, tutti sudati, sti ragazzini cominciano a cercare tutti i piccoli posticini, uno si sistema di là, uno si sistema di qua, uno davanti, uno da dietro. A un certo punto la signora spinge, ma c'è l'ultimo ragazzino che c'entra. La signora dà un'occhiata veloce in giro e vede che al sedile davanti che sta un signore con tutte e 2 le gambe larghe, no? E piena cifra di spazio. Perché si avvicina e fa così: mi scusi, buon uomo, può stringere un po' le gambe? Se stringe le gambe c'entriamo tutti. Quello col giornale se la guarda e fa: ah signor, se stringeva lei le gambe
c'era posto per tutti.